Pensabile che poi stamattina... Una manifestazione nella manifestazione. La settimana dell'ambiente è una delle iniziative di formazione e comunicazione che offre la Fiera Campionaria di Padova, una sottolineatura dell'importanza del rispetto di acqua, aria, terra e suolo come elementi determinanti per lo sviluppo della società. Risparmiare l'energia, non sprecare l'acqua, non devastare il territorio, le buone pratiche ecologiste, utili anche per creare nuove occasioni occupazionali. La qualità dell'ambiente è una componente importante per l'attrazione turistica. Questo è un aspetto che sicuramente può essere fondamentale, un Veneto che punta sulla qualità della vita ma anche su quella che è la capacità attrattiva di quel turismo che guarda anche alla certificazione ambientale e quindi un Veneto che anche a livello di innovazione tecnologica punta sulla comunicazione interattiva. Sempre più stretta la collaborazione con i consorzi di bonifica, sentinelle del territorio. Questa grande collaborazione, questo grande gioco di squadra con la Regione che sta portando in questa realtà, in questo luogo, le eccellenze di un Veneto che poi sono le eccellenze di un'Italia dal punto di vista della difesa idraulica, dal punto di vista dei consorzi di bonifica. Tra gli attori della salvaguardia della natura ci sono anche le agenzie regionali per l'ambiente che non si limitano alle previsioni del tempo, ma monitorano con analisi costanti la qualità di aria, acqua e suolo. Le tecnologie sono un valido aiuto al risparmio energetico, strumenti innovativi utili anche per non sbagliare il meteo e soprattutto consultare quelli più attendibili, magari scaricando delle app in tempo reale. App gratuite dove c'è la possibilità di vedere i radar nostri con aggiornamento ogni 20 minuti.